Non è un momento in cui ci possiamo permettere dei no. È per questo che io, che sono l'uomo più paziente del mondo, non sopporto più i no. No qui, no là, no su, no giù. C'è bisogno di fare, di costruire, di scavare, di viaggiare, di lavorare. È tutto in sospeso. Non permetterò più che si alimenti la narrativa di un governo che non opera, di un governo dei no. Questo governo non era in spiaggia, era ogni giorno nelle sedi istituzionali a lavorare dalla mattina alla sera nel rispetto degli italiani. A Roma volano gli stracci, in Veneto si sta a guardare con inquietudine e sono le categorie economiche a tracciare un quadro chiaro, soprattutto perché alle porte c'è una manovra da affrontare. Le schermaglie di ieri sono l'atto finale di un governo che si autoproclamava del cambiamento e che invece ha continuamente rinviato qualsiasi decisione potesse avere un impatto sul paese, attacca Luciano Vescovi, presidente di Confindustria Vicenza. Penso alla riduzione del cuneo fiscale ormai dimenticata, all'autonomia differenziata ancora impantanata e alla TAV. Quello che è stato fatto invece è stato accontentare le proprie reciproche sacche di voto, sottolinea, una strategia di governo che ci ha portati a un mercato del lavoro più rigido, a un ritorno allo statalismo che non ha veramente alcun senso e che ha spaventato gli investitori italiani ed esteri. E mentre lo spread torna a volare, ci si interroga sui tempi, altro terreno di scontro ormai aperto tra ex alleati. Noi sfidiamo i 900 parlamentari della Repubblica Italiana a presentarsi in Parlamento settimana prossima, a giustificare lo stipendio che prendono. Chi vuole dire sì dirà sì, chi vuole dire no dirà no. Non spetta evidentemente al Ministro dell'Interno convocare le Camere, non spetta al Ministro dell'Interno decidere i tempi di una crisi politica nella quale intervengono ben altri attori istituzionali. Al voto, grida Salvini che già si candida premier, ma sarà necessario il passaggio parlamentare. Bisognerà capire se ci sono i tempi tecnici per andare al voto a ottobre, come circolato in queste ore. Conte si presenterà alle Camere la prossima settimana, sul piatto una crisi che potrebbe portare alle sue dimissioni, mantenendo però il governo in piedi per l'ordinaria amministrazione, mentre l'ipotesi di un governo tecnico è quella nella quale sia Movimento 5 Stelle che Lega si trovano, caso unico, d'accordo nel rigettare. Ex alleati ormai apertamente contro, la base leghista in Veneto festeggia per la fine di un rapporto mai veramente nato e troppi rospi ingoiati. In regione intanto il consigliere pentastellato Scarabel affida a Facebook il suo attacco a Salvini, definito Mona. Resta però una spina nel fianco, proprio del Veneto, che fine farà l'autonomia? Io so solo che ho una cartellina con scritto autonomia e fino ad ora non ho visto risultati. Se dovessi ragionare in base a quei risultati dico che c'è da arrabbiarsi, visto e considerato che sono già passati 660 giorni dal referendum e ci sono tutti i presupposti per fare l'autonomia. 656 giorni di attesa che rischiano di allungarsi sempre di più.